L'alba di un nuovo giorno. Chiederemo agli operatori della notte, cantanti, DJ, organizzatori di eventi, come stanno vivendo questa ripartenza. Sono insieme a Francesco Patitucci, un noto direttore artistico di diverse strutture in Calabria e non solo. Ciao Francesco. Allora Francesco, noi stiamo facendo giusto un'analisi per quanto riguarda questa famigerata parola Movida che oggi va per la maggiore. La Movida nasce nei locali, non nasce nei bar, nei posti di ritrovo. Purtroppo stiamo vivendo un momento drammatico per quanto riguarda le discoteche e i locali da ballo in generale, perché le restrizioni imposte dallo Stato, le restrizioni imposte da questa pandemia ci portano ad essere un po' più controllati e un po' più attenti ad eventuali contagi. Cosa c'è dietro questo termine Movida? Guarda, dietro questo termine Movida ci sono 300-400 mila persone che lavorano. Parlo dell'Italia e non parlo di tutto il mondo. Tu pensa che dalla produttore di ghiaccio al venditore di prodotti monouso che possono essere i bicchieri, le cannucce, all'organizzazione, ai PR, agli steward, alle cassiere, c'è un mondo dietro che è stato sottovalutato tantissimo dallo Stato, perché purtroppo in questo momento si è pensato più al dramma che stavamo vivendo, perché noi siamo un luogo di aggregazione, un luogo di divertimento, noi non vendiamo, noi vendiamo divertimento. Sono insieme a Piero Tucci. Ciao Piero. La Movida non è altro che un gruppo di persone che hanno voglia di divertirsi e possono divertirsi anche in sicurezza. Pensi che siamo stati penalizzati noi dal Covid? Sicuramente è stata la prima categoria ad essere chiusa e l'ultima che spero ripartirà. Sono insieme a Luigi Cesario, un altro DJ per la provincia di Cosenza. Guarda, questo momento purtroppo storico, se così si può definire, è un momento particolare per la musica, soprattutto per quanto riguarda il nostro settore da disc jockey. Credo sia il settore più danneggiato, oltre a chi fa service, i barman, animatori, PR, pubblica relazioni. La stagione estiva per quelli del nostro settore è uno dei momenti più importanti dell'anno. Effettivamente, come dici tu, la stagione estiva per noi è il momento annuale che ci porta all'apice di tutto il nostro lavoro fatto durante l'inverno. L'accoglienza del turismo, l'accoglienza della gente che arriva per passare 15 giorni di completo relax in Calabria. Io spero che tutto si risolva nel più breve tempo possibile, con l'aiuto delle istituzioni, con le dovute restrizioni, ma in sicurezza il mondo della notte può ripartire. Qualora dovesse esserci il via libera, voi come struttura come vi siete organizzati? Sì, siamo abbastanza pronti e ci stiamo preparando ad iniziare dalla metà di luglio con un'accoglienza tipo cena spettacolo nel locale dove lavoro io, che è l'Acadi, come tu ben sai. Anche i lidi dell'Alto Tirreno, Scalea, Praia, San Nicola sono pronti ad accogliere questo ordinamento che darà via libera, speriamo, a un 2020 pieno di divertimento, con cautela, con accortezza, perché il contagio è sempre dietro l'angolo, però noi siamo pronti, stiamo facendo una presentazione straordinaria del locale nostro con tutte le accortezze, con tutte le dovute precauzioni. Italia sì, Italia no, Italia gnam. Se famo tu spaghi, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita. Prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè. C'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po'. Comando sì, comando no, comando omicida, comando pam 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 pam. Ma se c'è la partita, il comando non ci sta e allo stadio se ne va.
sventolando il bandierone, non più sangue scorrerà. Infetto sì, infetto no, quintali di plasma, primario sì, primario dai. Primario fantasma, io fantasma non sarò, e al tuo plasma dicono, se dimentichi le pinze, fischiettando ti dirò. Ti devo una pinza, ce l'ho nella panza, viva il crogiolo di pinze, viva il crogiolo di panze, quanti problemi irrisolti, ma un cuore grande così, così. Italia, sì, Italia no, Italia gnam, se famo tu spaghi, Italia so, Italia pro, la terra dei cachi. Sono insieme a Pippo Tocci nel nostro territorio, forse sei uno di quei cantanti con cui hai veramente tanta esperienza. È la prima volta che effettivamente c'è stato un blocco totale della musica. Tu invece come hai vissuto questo momento dedicato alla quarantena? Male. È una cosa che mi ha veramente devastato, perché per me, che sono un aggregatore e quindi un assembratore, volendo utilizzare un termine nuovo, è veramente un grande danno a livello psicologico, morale, un livello... La cosa più bella che c'è è vedere la gente unita. Questa tipologia di provvedimenti, che sono stati necessari perché non avremmo avuto la possibilità di curare tutti, hanno fatto sì che questa cosa non possa accadere, quindi mi ha fatto del male. Guarda, io ho fatto una quarantena un po' tranquilla, non sono stato né un grande amante e fan di quelli che cantavano sui balconi, né di dirette Facebook, tranquillo a casa con la famiglia. Ho lavorato anche da casa con alcune cose che avevo da fare con lo studio e mi è mancata molto il contatto con il pubblico, le serate, questo qua sì, mi è mancato tantissimo. All'inizio è stato un duro colpo, perché per me suonare è vita e quindi è anche un momento per staccare dalla routine quotidiana, però ne ho trovato giovamento perché ho creato il mio spazio facendo la diretta da casa, soprattutto il sabato sera e a volte anche il venerdì con la musica dal vivo, cantando quindi. It may be hard to do, but I'm gonna make it through. Oh yes, I'm telling the truth that I'm gonna make it through. And trouble may come to the back door, but it ain't well. Attendendo la stagione estiva, cosa ci aspetteremo? Penso che finché ci sarà dello spazio, le strutture che hanno a disposizione un certo numero di posti a sedere all'aperto daranno la possibilità anche ai propri clienti di poter ricevere la nostra presenza e la possibilità di condividere ancora delle belle serate, magari con altre metodologie, qualcuno con la mascherina, qualcuno no, non sappiamo. Si è così tanto parlato della Movida, ma spieghiamo effettivamente a chi ci segue che cos'è la Movida. È un momento di aggregazione, un momento in cui ci sono i contatti sociali. Una volta c'era ben poca possibilità di poter uscire e incontrare così tanta gente, condividere momenti, condividere canzoni, condividere esperienze, bere quel cocktail particolare fatto in quel locale particolare dove c'hai quel barman che sai che utilizza, che so, l'affumicato. È un momento in cui ci si incontra, quindi è il momento in cui è necessario stare tutti insieme, quindi anche penso sia una delle cose più ferite, ma pare che in qualche modo si stia riprendendo. Tu che dici? Io spero che quest'estate si potrà comunque fare musica in spazi ben organizzati, dove la gente comunque resta seduta o consuma un cocktail e può comunque cantare e godere della nostra musica. Ma io penso che la prossima stagione estiva sarà più o meno come le altre. Io non penso che ci siano
o ci saranno grossi cambiamenti, sicuramente saremmo un po' più inibiti all'inizio, forse saremmo un po' più timidi, però penso che fondamentalmente poi ritornerà tutto come prima, ritorneremo alla normalità. Guarda, io credo che possa evolversi solo in un modo, se stiamo tutti uniti, se i DJ, PR, tutto il resto, tutti gli operatori del settore collaboriamo tutti insieme. Buona movida a tutti! C'è dietro la movida, oltre a quello che si vede un po' superficialmente, al divertimento, comunque c'è tanto lavoro dietro, c'è tanta gente che investe, c'è tanta gente che impiega il proprio tempo e ci sono tante famiglie che campano anche su questo, vivono di questo, quindi un po' questa crisi che colpisce un po' questo settore è anche un problema serio. La terra dei cachi, una pizza in compagnia, una pizza da solo, in totale molto pizzo, ma l'Italia è questa qua. Italia è viva, nada da dai dai. Una pizza in compagnia, una pizza da solo, in totale molto pizzo, ma l'Italia non ci sta. Italia sì, Italia no. Italia sì, Italia no. Italia no. No, 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 no. Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi. Ma grazie, grazie, grazie. Ancora mi riprende? Allora sono insieme a Franco Siciliano, noto DJ calabrese, che dopo circa 40 anni di carriera si trova per la prima volta a vivere un momento così esemplare, proprio la musica si ferma. Come hai vissuto, come stai vivendo tu questo momento? Certo è una situazione molto particolare, visto gli ultimi eventi in quasi 40 anni di carriera, che mancano pochi giorni, più che pochi giorni, qualche anno. Non era mai successa una situazione del genere, in 38 anni. Certo, 3 mesi stare fermo, la cosa più strana è che ogni tanto il sabato quando sono a casa penso: ma cosa ci faccio a casa? Io non ho mai avuto un sabato libero nella mia vita, grazie a Dio, e ritrovarsi in una situazione così è stata veramente dura. Ho imparato cos'è l'amore, dipendenza da facile allegria, mentre faccio lo stesso errore e continuare. Dolore non fa rumore, finché resto in silenzio vado via. La promessa più falsa non si dice ma si ascolta. So già come finirà e non so più se sono io. La colpa è meno colpa se la vuoi dividere per due. Guardo il mio cielo spento, stanotte ti confesso, ci servirebbe un'altra idea. Ma mentre tu mi guardi io non ti vedo, proverò a parlarti, ma poi tanto tu non sentiresti me. E quando hai rischiato di toccarci non ci basta, non ci resta che continuare.
Beh, il momento del lockdown è stato un momento sicuramente intenso, un momento che mi ha dato la possibilità di avere tanto tempo per poter pensare, per poter riflettere, per poter scrivere, per poter produrre sicuramente. È stato un momento in cui ho anche interagito con dei video, con delle dirette, non tantissimi, perché penso che la musica sia fatta anche di pause e quindi è giusto anche che ci sia del silenzio ogni tanto, anche perché non tutte le giornate erano delle giornate up, anzi c'erano delle giornate di grandissimo down in cui a volte non necessariamente mi andava di cantare, di suonare o di scrivere, e altri giorni invece assolutamente sì. In realtà la vita ti ispira. Sicuramente, come dicevi prima tu, è stato un momento di grande intensità emotiva, quindi per potersi guardare dentro. E ci sono stati dei giorni assolutamente produttivi, però quando scrivo personalmente sono abituata a farlo attraverso la vita che accade. E la vita che accade dopo un tot di giorni sempre nelle stesse mura mi ispira meno. Ecco, io ho bisogno di salire su un tram, di fermarmi al semaforo a guardare la gente, osservare. Dalmazio Conte, un altro noto DJ per la città di Cosenza. Allora Dalmazio, tu invece come hai vissuto questo momento dedicato proprio alla pandemia? Ciao Luigi, allora io l'ho vissuta credo un po' come tutti quanti gli altri, quindi costretti a stare a casa, cosa giusta per quanto riguarda il problema che si è venuto a creare. Naturalmente questo ha causato un grave danno a chi come me, come te, come tanti altri colleghi vivono di movida. Sono insieme a un noto duo, molto probabilmente tra i più forti che abbiamo in Calabria, Ciccio e Schizzo. Come l'abbiamo vissuto? L'abbiamo vissuto stando a casa nel possibile, evitando, diciamo, le digressioni della legge e pensando tanto a quello che poteva essere il futuro imminente delle serate, della movida, eccetera, eccetera. Per quanto mi riguarda, normalmente tutti i giorni mi collegavo online perché da insegnante che sono, al di là di quella che è la vita mondana, dovevo comunque far fronte a quella che era la didattica a distanza. Che dire, la speranza è quella che adesso che si stia ripartendo, insomma, riparta anche quella che è la missione delle serate. Beh, il momento della quarantena è stato abbastanza traumatico perché, come tutti abbiamo visto, ci siamo trovati un giorno all'altro. Mi ricordo che il giovedì ero fuori a prendere una cosa a un bar, poi il sabato abbiamo chiuso tutto e mi sono trovato a casa. Così è una cosa che comunque noi non abbiamo mai vissuto, l'abbiamo letta sui libri, invece questo sulla nostra pelle è veramente una cosa strana perché ti trovi da un giorno all'altro chiuso in casa. Fortunatamente ho dei bellissimi bambini, una moglie, poi la musica, ecco, la musica fortunatamente è un hobby sano che mi ha aiutato ad ammazzare il tempo, per cui devo dire che grazie alla musica psicologicamente mi sono salvato, da un punto di vista fisico di meno perché il frigo era lì a disposizione, per cui diciamo che qualche chilo l'ho preso e purtroppo quello con la musica non va bene. Giusto il tempo di definire piccoli concetti per potermi liberare poi da tutti i miei insaziabili difetti. Faccio parte anche di quella fetta del proletariato che difende i suoi ideali anche tra le corsie del supermercato. Ma se il diritto di parola ce lo siamo conquistati, quello di ascoltare ce lo siamo perduti. Adesso che ho l'impulso di dire ciò che penso, mi ritrovo a ragionare come uno stronzo. Voglio avere anch'io quegli spazi quotidiani dove chi ti ascolta batte anche le mani, ma stare zitti non si può. No, ma stare zitti non si può. Credo giusto il tempo di scrivere, aggiornare il mio profilo. Per i like faccio a gara con gli amici, neanche fossimo all'asilo. In periodo elettorale perfino litigato col vicino. È difficile guardarsi negli occhi e poi darsi del cretino. Ma se il diritto di parola ce lo siamo guadagnato, quello di far pace ce lo siamo venduto. Per questioni di principio allontaniamo i nostri cari, tesoro più importante di tutti i nostri averi.
respirare tutta l'aria, di stare un po' in silenzio ad ascoltare la memoria. Sono insieme a Luigi Greco, noto cantante, cantautore di Calabria. Beh ragazzi, è stata dura per quanto riguarda sicuramente la parte lavorativa, perché comunque ci ha costretti a stare a casa e la ripresa sarà ancora lunga e non si sa dove arriveremo e quando ne usciremo da tutto questo. Di sicuro c'è stato un momento positivo in questa quarantena, che è stato quello di potersi dedicare un po' ai propri lavori, un po' allo studio, alla crescita personale di tutto questo, e se consideriamo che siamo facili a dire ogni giorno non ho il tempo di fare questo, in questa occasione ci è capitato e quindi penso che chi ha potuto l'ha sfruttata al meglio. Insieme ad Eugenio Gambaro, un noto DJ della città e provincia di Cosenza. La nostra categoria nessuno ha vissuto, diciamo, bene questa quarantena, questo Covid-19, siamo stati tutti penalizzati in quanto chiusi dentro, tutti quanti siamo stati impossibilitati a lavorare. Che dire Luigi, è stata una catastrofe per la categoria disc jockey. Franco, si è discusso in questi giorni di questa fantastica parola movida, ma effettivamente che cos'è la movida? La movida è importante nella nostra età, nella nostra economia, anche perché dà del lavoro a moltissime persone. Tante critiche ho visto, ho letto, ho sentito, ma realmente quante famiglie ci vivono con questa movida? Uno di questi sono io, ma migliaia, centinaia, anche milioni di persone a seconda della stagione lavorano e vivono in questo settore. Di conseguenza noi la crisi l'abbiamo sentita e anche molto forte, considerando che io sono 3 mesi che non lavoro e aiuti zero, quindi mi sembra giusto che da un momento all'altro possa riaprire e dare la possibilità agli altri di dare almeno quel minimo per poter vivere degnamente. Non è che vogliamo arricchirci, dal barman al cameriere. Luigi, è la parola del momento ormai tutti quanti hanno imparato questa parola movida, perché adesso diciamo che è il capo espiatorio di tutta la situazione, la colpa ora è della movida, però parlano ma non sanno realmente cosa c'è dietro la movida. Dietro la movida ci sono aziende con migliaia di dipendenti, anche un semplice locale disco bar ha sempre 6, 7, 8 dipendenti, quindi danno da lavorare, c'è un'industria dietro la movida, per non parlare delle discoteche, dei locali estivi, discoteche, lidi, tutto ciò che concerne questa famosa movida. I dati ancora raccolti sono praticamente incerti. Sentivo stamattina che ad Ibiza si stanno organizzando per fare dei micro party all'aperto, naturalmente con un limite di persone di 800 circa. Stessa cosa a Las Vegas, stanno per organizzarsi e riaprire, ma con un grosso punto interrogativo, perché comunque anche se per Ibiza abituata a fare dei party con 6.000 oltre di numero come persone, 800 sono dei piccoli party, ma comunque per quanto riguarda il problema coronavirus resta un assembramento abbastanza consistente, quindi i dati sono pochi, dobbiamo aspettare qualche altro giorno per capire meglio se ci sarà un modo per organizzarsi e affrontare questo tipo di discorso. Sei preoccupato? Sì, preoccupato perché naturalmente l'essere umano è coraggioso, quindi è giusto che si organizzino e che anche questo settore che ha distrutto praticamente un sacco di persone si rimetta in moto, con il grave rischio che possa creare un ulteriore problema. La movida è alla fine regalare un momento di gioia, e regalarsi un momento di gioia e stare insieme, nient'altro che questo. Quindi che si possa fare attraverso la musica o si possa fare attraverso il bere una birra insieme o scambiare 4 chiacchiere, poco cambia il termine. Chiaramente con la musica si regala anche un momento di gioia, di condivisione e di affetto, lo chiamiamo così, no? Di affetto musicale che
aiuta questo momento di condivisione. La stagione più importante per noi DJ, artisti, è la stagione estiva. Come pensi che possa evolvere effettivamente questa situazione? Ho letto molte indicazioni per come si potrebbe evolvere proprio la movida estiva. Secondo il mio punto di vista noi tutti sappiamo di quello che è successo e ne prendiamo atto. Ovviamente penso che chi è di competenza prima o poi ci darà delle indicazioni con le dovute distanze, con le dovute precauzioni, ma la movida non può essere definitivamente chiusa. Hai toccato una nota dolente, perché comunque vuol dire, l'estate per noi è sinonimo di divertimento come per tutti. Poi tra l'altro noi in quanto Schizzo e Ciccio nel DNA abbiamo quello che è tra virgolette la caciara, il divertimento, e quindi ecco, se persevereranno queste restrizioni dovremo un attimino riadattare quello che è il nostro lavoro durante le serate e fare delle cose tra virgolette più tranquille, anche se noi ci auguriamo che voglio dire, queste restrizioni vengano prima o poi abolite, di modo che potremo ritornare a far saltare e ballare la gente. Beh, la proiezione per il futuro secondo me è quella che il pubblico che andrà a vedere i piccoli concerti, il teatro, gli spettacoli di danza avrà una consapevolezza un po' differente e soprattutto per quanto riguarda l'importanza dell'arte stessa, perché l'abbiamo visto nel periodo del lockout che praticamente gli artisti erano quello che ci facevano passare la giornata, che ci davano le emozioni, che comunque attraverso una canzone potevi immaginarti un mondo che c'era dietro, oppure semplicemente uscire dai propri problemi e dedicarsi con le proprie emozioni a quel principio d'arte che secondo me è fondamentale per l'essere umano. La speranza di tutti quanti noi è che si possa riprendere al più presto qualsiasi tipo di attività, qualsiasi cosa che ci porti alla normalità. Aspettando tempi migliori, buona movida a tutti. Per un artista penso che la cosa più importante è il contatto proprio con il pubblico. Noi con il cluster, appunto, che è la mia scuola, siamo riusciti comunque a portare avanti l'attività didattica con i ragazzi che fanno parte di questa bella realtà all'interno della nostra città, che è appunto Cosenza. Tanti di loro hanno continuato con le lezioni online e siamo riusciti in questo modo a dare una continuità a quello che è il lavoro della scuola e a quella che era una pseudo-normalità per i bambini, per i ragazzi che coltivano appunto la passione per la musica. Certo, sicuramente dal punto di vista della scuola come struttura abbiamo risentito anche noi di una riduzione dell'utenza, perché chiaramente non tutti erano avvezzi al mezzo, quindi alla connessione, poi la connessione andava, non andava, soprattutto per i bambini di una certa fascia d'età era molto difficile rimanere lì fermi davanti al computer per un'ora. E poi si tratta comunque di arte e l'arte è fatta e creata proprio dall'empatia, quindi questa cosa attraverso uno schermo era un po' difficile, no, da trasmetterci, però abbiamo tenuto, diciamo, duro e siamo ancora qui, abbiamo riaperto. Per quanto riguarda invece il lato A della mia professione, quindi il palcoscenico, la produzione dei dischi e tutto il resto, si è tutto un po' bloccato, quindi è tutto congelato, in stand-by. Un disco in produzione con le Deva, insomma il quartetto di cui in questo momento faccio parte, a cui sto dando priorità per quanto riguarda il lato discografico. Questo secondo disco, che sarebbe dovuto uscire appunto all'inizio dell'autunno, non uscirà all'inizio dell'autunno perché non ce la facciamo proprio con i tempi, e poi ci sarebbe stato un tour estivo
che sarebbe appunto partito a fine maggio, che purtroppo non ci sarà. La parte più bella del nostro lavoro poi alla fine è quello di trasmettere emozioni, quando puoi farlo davanti a delle persone che comunque non tanto per l'applauso ma che stanno lì, si fermano e ascoltano quello che stai comunicando, è la cosa più importante del nostro lavoro. Quindi sì, mi è capitato di fare delle dirette live in questo periodo, però non è la stessa cosa, comunicare con le persone di fronte è tutto, proprio ti prendi di ispirazione anche tu quando fai queste cose. Allora, la stagione estiva io credo che ci siano tante possibilità. Innanzitutto credo che stesso i locali abbiano possibilità di proporre della musica d'ascolto, dell'ottima musica d'ascolto, magari laddove non sarà possibile ballare, ma a quanto pare con le ultime ordinanze sembra che con pochi limiti si possa, oppure magari degli aiuti a parte incentivi della regione e dello Stato, magari anche dalla SIAE stessa, alleggerendo il carico, può permettere ai gestori di poter accollarsi la spesa di pagare un gruppo invece che magari una persona singola, perché a quanto sembra l'orientamento attuale sia quello di far lavorare di più le persone singole, i duo rispetto ai gruppi. Ecco, magari alleggerendo il carico da parte della SIAE, aiutando i gestori, sarebbe una cosa molto positiva per loro e per noi musicisti, che comunque abbiamo visto siamo una categoria abbastanza, diciamo, trascurata purtroppo in Italia. Allora Paolo, noi siamo curiosi di ascoltarti. Sì, allora facciamo un brano carino. Guarda canzone con una stemma a rete, una cuppoliella qua viziera alzata, passa scampagnando pettolette, come una guappopette fa guardare. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senti a me chi tu fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e zora, o ti senti disturbato. Tu a ballo rock and roll, tu gioca a baseball, ma i soldi pecca me. Chi te li dà la borsetta di mamma, tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente a fa. Ok, una pulita, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. Oh yes. L'alba di un nuovo giorno? Beh, a noi non resta che ripartire.